Vicepresidente Impresa Veneta e Cinema, oggi a Palazzo Balbi. Cosa ci può dire in merito il mondo accademico, dell'impresa, gli imprenditori, i sostenitori del cinema si incontrano? Beh, intanto scopriamo che sono tanti, intanto scopriamo che hanno tante esperienze diverse da confrontare e quindi credo riuscire a mettere attorno a un tavolo il mondo dell'impresa, della cultura e dell'università a confrontarsi. Come dicevamo prima, fare informazione oggi e formazione contemporaneamente, cioè portare le buone esperienze, le buone pratiche e in qualche modo sviluppare le critiche e a queste dare risposte. Beh, credo che questo sia il senso di questa giornata. Un anno fa abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con Confindustria innovativo nel rapporto col mecenatismo, cioè il privato e il pubblico. Dopo qualche mese di lavoro abbiamo già costruito un lavoro di censimento di chi fa il mecenate in Veneto, cioè o meglio, chi usa la cultura come strumento di promozione e crede a questo. Abbiamo costruito un sito che consenta di vedere chi fa questo e chi è interessato a vedere per entrare in questo mondo. Oggi mettiamo a confronto queste esperienze, è un inizio, è il primo gradino di una scalinata molto lunga, ma siccome il Veneto è una terra creativa, siamo sicuri che arriveremo anche questa volta in cima alla montagna. Grazie.